Efesini capitolo 3. Paolo, ministro del ministero di Cristo. Per questo motivo io Paolo faccio innanzi a Dio una preghiera, perché proprio per mezzo di Cristo io posso rendere un carcere, per voi che non siete ebrei. Io penso che voi vi sentite parlare che la missione e la razza che Dio rende a tutto l'amore suo, ha dato a me e che porta proprio da voi. Io ho già avuto a Dio una rivelazione che mi ha fatto conoscere che il progetto ha nascosto Dio. Io già ve ne ho parlato rinde a quella lettera che avevo scritta e la gente potete capire buona, zina che un po' di conoscere il segreto che porta Cristo. Rinde a tutti i tempi passati questo progetto era nascosto. Non era stato spalafagato innanzi a tutto l'uomo. Rinde i giorni nostri invece questo progetto è stato spalafagato a tutta l'Apostolo Santa e a tutti i profeti di Dio, proprio per mezzo dello Spirito Santo. E il progetto nascosto è questo. Pure tutti quelli che non sono ebrei sono stati chiamati a Gesù Cristo a fare parte della stessa eredità che Dio ha promesso a tutto il popolo suo, perché potessero diventare pure loro un corpo solo con l'ebreo. Per grazie a Dio e per questo segno tutta la potenza sua mi è stata fatta gloriare a diventare un servo alla parola del Signore. A me che sono l'ultimo di tutti i cristiani. Dio era che la razza è prerogata a tutti quelli che non sono ebrei, che la ricchezza assai rossa è Cristo. Dio, o creatore, o tutto il mondo, ha dato a me che la missione fa conoscere a tutta la gente come si sta facendo a compiere che il progetto che aveva sempre dovuto nascondere, rinda essa. E a così, per mezzo della Chiesa, pure tutti i principati e tutte le potenze che stanno in cielo, ma possono conoscere pure loro che la sapienza che è ministero è Dio. Che la che essa ha spalafagata, facendo a compiere che il progetto che deve qua, prima di creare il mondo, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore nostro. A unita a Cristo e tenendo la fede nostra in essa, non ci possiamo presentare innanzi a Dio, liberi e con tutta la fiducia nostra. Per questo vi supplico, non vi scoraggiate per via di tutte le sofferenze che sto sopportando per bene vostro, perché pure queste fanno parte della gloria vostra. La preghiera Paolo. Per questo motivo io mi addenocchio innanzi al Padre Eterno, e a essa, che è Padre tutte le famiglie del cielo e della terra, e a domanda causasse per voi tutta quella potenza sua, chi ne roglia assai rossa, perché vi facesse diventare assai forte, rindo spirito per mezzo di tutta la forza dello Spirito Santo, perché facesse la luce a Cristo, rindo i cuori vostri per mezzo della fede. A essa voglio pure a domandare, che vi facesse mettere in larga con fermezza rindo a essa, e rindo all'amore suo con una maniera assai stabile, a così voi, insieme con tutto il popolo di Dio, potete conoscere quanto è larga, quanto è lunga, quanto è alta, quanto è futa tutto l'amore di Gesù Cristo, che è assai più grosso di tutte quelle che noi siamo capaci di conoscere, e a così potrete essere rignute di tutta la ricchezza di Dio. Innanzi a Dio, che sta rinde a noi con tutta la potenza sua, che è capace di fare a tutte cose parecchie e più, e tutte quelle che siamo capaci di domandare o pensare. Innanzi a Dio, potesse sempre tutta la gloria nostra, per mezzo di Gesù Cristo e la Chiesa, e per tutte le discendenze, e rinde a tutte le secoli e secoli. Amen.